In 12 anni abbiamo avuto più del 50% di calo. Questo ovviamente è dovuto a una situazione geopolitica, ma soprattutto a una politica di incertezze in cui stiamo vivendo. Nel primo trimestre del 2025 i prestiti alle piccole imprese del Veneto sono scesi a circa 10 miliardi di euro contro i 21 miliardi del 2013. In 12 anni si sono praticamente dimezzati. Solo nell'ultimo anno il calo è stato del 7,2%, ancora peggio per le microimprese artigiane che registrano un meno 9,2%. Le cause principali: i tassi di interesse troppo alti e un clima di incertezza economica che frena gli investimenti. Molte aziende sono ancora alle prese con i debiti contratti durante il periodo Covid. Le banche, dal canto loro, sono più rigide, i costi per la valutazione dei piccoli prestiti non sono convenienti e i bilanci delle microimprese spesso non offrono garanzie sufficienti. Vuol dire che le imprese artigiane stanno andando avanti con il freno a mano tirato, ma soprattutto che questo non crea PIL, non crea opportunità di crescita. Secondo Confartigianato Imprese Veneto, il pericolo è che senza credito le piccole imprese non riescano a innovare né a sostenere i costi della transizione ecologica e digitale, con il rischio di un indebolimento dell'intero tessuto produttivo regionale. Speriamo che la situazione migliori nel tempo più breve possibile. Speriamo anche che sul tema dei dazi si trovi una situazione equa e che quindi l'Italia possa continuare col suo trend di qualità, di prodotto di grande rilevanza e quindi continuare ad esportare in America, ma soprattutto anche in altri paesi a livello mondiale.